Chi vuole intraprendere gli studi in robotica farà bene a studiare il manuale di Bruno Siciliano, ordinario di automatica all'Università di Napoli Federico II, una Bibbia della robotica industriale. Coordinatore del Prisma Lab presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione, che sorge di fronte allo stadio Diego Armando Maradona, Bruno Siciliano è riuscito a mettere insieme le sue due più grandi passioni, i robot e il Napoli. Robotica industriale o robotica, professore? Sa che le due cose vengono messe insieme, ma forse mi sbaglio. Sì, la robotica è nata in campo industriale. Io sono del 59 e il 59 è l'anno della realizzazione del primo robot industriale su progetto di George Devol. Ah, quindi lei mi dice sono nato per fare questo lavoro, proprio Siciliano e la robotica vanno insieme. Questo non lo sapevo. Sicuramente sono stato influenzato dalle letture adolescenziali dei libri di Isaac Asimov e all'epoca si parlava di cibernetica. Non si era ancora declinata quella che sarebbe stata poi nella seconda metà del secolo l'intelligenza artificiale e poi la robotica. Le devo confessare che entrando nel suo laboratorio si ha la sensazione, anche l'odore dell'officina meccanica. Sì, in effetti questo è vero, nel senso che tra l'altro io penso che la robotica sia un veicolo incredibile per fare appassionare i ragazzi al campo delle tecnologie, al campo delle scienze, alla matematica, alla fisica, no? Si parla di STEM. D'altra parte la preparazione per poi occuparsi di robotica prevede un percorso lungo in campo universitario che solo all'ultimo anno della laurea magistrale consente ai ragazzi finalmente di occuparsi di robotica, perché le competenze che sono richieste per studiare, per fare ricerca in questo settore, non possono essere esclusive di un ambito disciplinare. Io sono docente di automatica, quindi sono esperto di controlli automatici, ma non posso fare a meno di avere competenze di meccanica, quell'odore, quell'officina di meccanica, di elettronica, della parte elettrica, della parte informatica, della parte sensoriale. Quindi in definitiva abbiamo un sistema complesso in cui tutta la preparazione di base trova in qualche modo il suo culmine, perché un robot andando a emulare quello che è l'essere umano, deve in qualche modo integrare tutta questa conoscenza di base che viene dalle materie, ma anche con la creatività che poi porta a progettare dei robot che possono addirittura andare al di là di quelle che sono le capacità dell'essere umano. Nel laboratorio tra l'altro c'è anche un bel assembramento di giovani, siete parecchi. Di che cosa vi occupate e di che cosa si sta occupando lei, professore, in questo momento? Siamo un manipolo di 20-25 giovani. Io mi sento ancora giovane, ho appena passato la soglia dei 60 anni, però loro mi mantengono giovane, insomma, a tutti gli effetti. Ma ci occupiamo di robotica industriale, ci occupiamo di robotica di servizio. I droni che vedi qua sono utilizzati per ispezione e manutenzione di grossi impianti industriali oppure anche di infrastrutture civili, tipo ponti, viadotti, linee di distribuzione dell'energia elettrica e via dicendo. E poi c'è tutta la parte di robotica di servizio che riguarda il campo della salute. Noi veniamo da un ventennio di esplosione, potremmo dire, delle tecnologie dell'informazione. Si parla di ICT, Information and Communication Technology. La sfida della robotica è quella delle tecnologie per l'interazione, che quindi ricalcano quella che è la definizione tassonomica della robotica come connessione intelligente tra percezione e azione. E il fatto di saper coniugare, di riuscire a coniugare la realtà fisica con la realtà digitale, con la realtà informatica, è una sfida che richiede, per esempio, la creazione di questo robot che tu vedi. Questo è un robot, è un drone, ma è un drone ibrido, ha 23 gradi di libertà, quindi ha una complessità meccanica, meccatronica pari a quella dell'operatore umano che va a sostituire in operazioni, per esempio, di misura, di spessimetria di tubature, che sarebbero molto costose e tra l'altro pericolose per l'essere umano. Senta, se capisco bene, i robot si stanno trasformando, stanno anche cambiando forma dagli androidi, come ce li immaginavamo nella fantascienza, invece prendono le forme anche di droni. Anche questi sono robot. Sì, anche un'auto autonoma.
è un robot a tutti gli effetti. Noi abbiamo un approccio verso la tecnologia anche con una certa diffidenza, c'è quasi una sorta di paura nell'utilizzare, nel servirsi della tecnologia. È chiaro che nel momento in cui questi oggetti diventano di uso comune, che possono essere utilizzati anche in maniera intuitiva, noi abbiamo i nostri smartphone, i tablet, nessuno dei millennials va a leggere il manuale di istruzione, lo accende, lo inizia, diciamo, a smanettare e lo utilizza. Bene, il sogno della robotica è quello che la robotica possa diventare una tecnologia ubiquitaria e pervasiva che è talmente integrata nella società che a quel punto finisce per scomparire, nel senso che non ci faremo più caso che nelle scuole, negli ospedali e quindi non solo nelle fabbriche avremo una società degli ambienti popolati da uomini e macchine. I robot saranno parte del nostro futuro dunque, e domani, sostiene il professor Siciliano, a loro non faremo nemmeno più caso, proprio come succede a qualsiasi altra estensione tecnologica della nostra vita, come il telefonino. A proposito, sapete come si dice telefonino, smartphone in tedesco? Das Handy, handy come mano, quasi a indicare che la tecnologia e la scienza di cui ci riempiamo le tasche sia il naturale prolungamento delle nostre braccia, del nostro cervello. Un bambino nei primi mesi di vita interagisce con se stesso, i genitori e il mondo che lo circonda tastando, toccando, portando gli oggetti alla bocca. La vista, che a freddo diremmo è il senso più importante, arriva solo dopo. Si comincia con il tatto, digitale dunque, ma in senso prettamente fisico. E sul campo di questa fisicità si gioca la partita dei robot intelligenti.